Una vera bomba è appena esplosa a Napoli e promette di scuotere il retroscena del nostro amato Napoli. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento esclusivo, portandovi le informazioni più calde e rivelatrici direttamente dal cuore del club. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenervi, tifosi appassionati, completamente informati su tutto ciò che accade a Castelvolturno. Quindi, prima di addentrarci in questa notizia incredibile, lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché quello che arriva adesso vi lascerà senza parole. Durante la conferenza stampa successiva alla vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona, valida per la Champions League, Antonio Conte ha lasciato sfuggire un dettaglio che nessuno si aspettava di sentire e che potrebbe aver rivelato, in modo involontario, il suo futuro. L'allenatore, ormai considerato un vero idolo dai tifosi, sembra essersi lasciato trasportare dall'emozione mentre commentava il progetto sportivo del club e il percorso tracciato per i prossimi anni. Le sue parole sono state chiare e dirette, anche se pronunciate con spontaneità. Ha parlato della costruzione della rosa per il suo terzo anno alla guida del Napoli. Questa semplice frase ha incendiato il retroscena e riacceso le speranze dei tifosi partenopei. Dopotutto, il futuro di Conte era da tempo al centro delle speculazioni, soprattutto dopo il quarto scudetto conquistato, che lo ha consacrato tra i più grandi tecnici della storia recente della Serie A. C'era chi pensava che avrebbe lasciato il club alla fine di questa stagione, alla ricerca di una nuova sfida all'estero o forse di una pausa. Ma, a quanto pare, Conte ha deciso di restare, rafforzando la sua connessione con il progetto di Aurelio De Laurentiis e con una squadra che lui stesso ha plasmato con precisione chirurgica. Fonti vicine al club rivelano che l'allenatore stava già discutendo in modo riservato con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, i piani per il prossimo mercato, tra nuovi rinforzi strategici e partenze mirate. Questo allineamento conferma ciò che molti sospettavano. Antonio Conte è pienamente impegnato nel progetto Napoli a lungo termine. Vuole costruire qualcosa di duraturo, con identità, disciplina e ambizione europea. Il suo stile esigente, che ha trasformato la squadra in una macchina competitiva, sta producendo risultati anche fuori dal campo, infondendo una mentalità vincente in tutta la società. Conte sa bene che a Napoli ha trovato molto più di una squadra, ha trovato un popolo che crede, vive e respira calcio in un modo unico al mondo. Il suo rapporto con i tifosi è intenso, segnato da rispetto reciproco e da un affetto che va ben oltre i risultati sportivi. La città lo ha abbracciato, e lui ha ricambiato col lavoro instancabile, passione e risultati storici. Con la squadra solida nelle competizioni e una costanza impressionante, il progetto Napoli Conte diventa ogni giorno più forte e stabile. Ora l'attesa è tutta per l'annuncio ufficiale, si parla già di un rinnovo fino al 2027, che sancirebbe una partnership destinata a entrare definitivamente nella storia del calcio italiano. E voi, tifosi azzurri, cosa ne pensate di questa rivelazione? Conte merita di continuare a guidare il Napoli per altre stagioni? Scrivetelo nei commenti qui sotto e lasciate un super thanks per sostenere la nostra comunità e mostrare con orgoglio cosa significa essere veri cuori azzurri.